Il cane che si allontana, poi all'improvviso si blocca e inizia ad abbaiare, un comportamento che insospettisce il padrone, un ragazzino che raggiunge l'animale. Ma il giovane non può nemmeno immaginare quello che si troverà davanti agli occhi, nascosto tra la boscaglia un corpo in avanzato stato di decomposizione. Dopo lo shock iniziale per il macabro ritrovamento lungo un sentiero sopra le Perdonanze a Vittorio Veneto, il ragazzo lancia l'allarme. Sul posto arrivano i carabinieri, i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM. La zona viene isolata, il cadavere di cui non si conosce ancora l'identità recuperato. I militari dell'Arma iniziano a perlustrare l'area vicino al luogo del ritrovamento ed è a questo punto che viene ritrovata a pochi passi una pistola. Gli inquirenti non escludono al momento alcune ipotesi, anche se la scoperta dell'arma poco distante dal corpo potrebbe far propendere per il gesto estremo. Intanto l'esame autoptico potrà fornire importanti informazioni su questo fronte, mentre si aspetta di capire chi sia la vittima.